Niente di meglio di un caffè da degustare quando ci si trova nell'ambito del Coffee Show Latte Art. Il comune di Siracusa ci ha creduto, c'è un patrocinio importante perché non si parla solo di caffè ma di promozione del turismo enogastronomico, quello vero del nostro territorio. Si racconta un mondo che non è fatto solo di qualità e di grandi prodotti che come dire, caratterizzano l'italianità nel mondo. Pensiamo che la parola cappuccino, la parola espresso sono ormai parole che hanno superato i confini nazionali e che identificano non solo un prodotto ma identificano una qualità identitaria che è l'essere italiano nel mondo. Quello che mi piace in particolare di questa manifestazione è che oltre all'idea splendida e già direi percorsa del connubio tra enogastronomia e certamente turismo, in questo caso c'è in ballo anche qualcosa a cui io tengo moltissimo, che è l'etica professionale, la capacità di dimostrare il valore del proprio lavoro, il valore di svolgere qualunque sia la propria attività. Chiaramente in questo luogo troveremo barman, troveremo maître, troveremo certamente degli chef, ma di valorizzare, di mettere in competizione questo, l'etica professionale. E qualcuno diceva, tra coloro i quali tengono anche corsi di formazione, quelli riconosciuti, SCAE, quindi sicuramente i più credibili in assoluto, che negli ultimi anni, anche dalle nostre parti, guardando con l'occhio attento di chi svolge questa professione, qualcosa sta migliorando in meglio nella professionalità, nella qualità, nell'accoglienza, che è un aspetto fondamentale. Assolutamente, l'esperienza turistica, l'esperienza di un territorio è un'esperienza totalizzante che si compone di tutta una serie di momenti. Uno dei momenti, il momento umano della relazione, del rapporto e del rapporto col professionista che ti riesce a trasmettere non solo la capacità professionale ma anche l'amore del proprio lavoro, è certamente qualcosa che crea quel valore aggiunto che determina quel tipo di turismo che dai tecnici viene definito ormai esperienziale. È importante che l'esperienza che noi offriamo ai nostri turisti sia un'esperienza totalizzante in cui la total quality dell'accoglienza venga declinata in tutte le sue sfaccettature. E di questo è più che convinta da sempre anche Teresa Gasbarro, adesso assessore alle attività produttive, ma che già da tempo lavora proprio in questa direzione, sia con l'associazione degli assaggiatori dei vini, sia con tutto quello che fin dai primi passi di questa manifestazione ha voluto fare, proprio perché ci crede, proprio perché non vuol nascondersi dietro un dito. Bisogna lavorare in una direzione che sia una, sola e per tutti. La qualità innanzitutto, la conoscenza dei prodotti del proprio territorio, perché io sono convinta che noi dobbiamo essere i primi ambasciatori del nostro territorio, dobbiamo conoscere il paniere enorme di prodotti che abbiamo nella nostra zona, partendo appunto dal moscato di Siracusa che ha delle origini millenarie, il limone di Siracusa, la patata, poi ovviamente il pomodorino, allargando un po' tutta la nostra provincia, la mandorla. Abbiamo veramente un numero di prodotti infiniti che dobbiamo assolutamente conoscere e far conoscere anche al turista, a chi viene dalle nostre parti. Appassionarci ognuno con le proprie competenze nel proprio lavoro per trasmettere proprio questa idea di bello e di buono. Bisogna, come dicevo prima, conoscere, fare anche dei percorsi, ovviamente io mi riferisco a quello degli assaggiatori di vino che conosco, è un percorso serio, un percorso fatto con docenti e con un metodo didattico oramai consolidato che permette di fare quella che è l'analisi sensoriale, che poi può essere anche utilizzata verso tutti gli altri prodotti dell'enogastronomia, tant'è che si fanno anche corsi di assaggio dell'olio. Non dimentichiamo appunto che abbiamo l'olio DOP Montiblei che la scorsa stagione ha visto primeggiare a livello internazionale 3 piccole aziende del nostro territorio, e quindi secondo me è fondamentale partire dalla conoscenza di questi prodotti e la formazione, come si diceva poco fa, dei professionisti del settore, perché mi dispiace dirlo, tante volte ci ritroviamo, è un parallelo che faccio sempre, in un bar ci propongono il prosecco, che ovviamente non è un vino delle nostre zone, quando invece noi abbiamo dei vini eccellenti.